L'Associazione Mare Amico di Agrigento e l'Istituto Zooprofilattico di Palermo, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Anna Franchi di Agrigento, la Capitaneria di Porto Empedocle, hanno organizzato un progetto di educazione ambientale che doveva concludersi con la liberazione di una tartaruga caretta caretta ai piedi della Scala dei Turchi a Realmonte. Purtroppo non è andato tutto per il verso giusto per colpa di alcuni pescatori incivili che avevano collocato numerose reti di posta a pochi metri dalla riva in un periodo in cui questa tecnica di pesca risulta vietata dalla legge. Tutto ciò ha provocato tante delusioni ad una cinquantina di studenti agrigentini e una quarantina di studenti Erasmus provenienti dalla Grecia e dalla Germania, ed anche all'ex sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca presente all'evento. Non potevamo far rischiare a una tartaruga appena guarita di finire tra le maglie di queste reti illegali e quindi responsabilmente abbiamo deciso di rilasciarla in alto mare utilizzando un'imbarcazione della Capitaneria di Porto. Alla fine noi abbiamo tanta rabbia, abbiamo registrato tanta frustrazione da parte degli studenti.